di Mameli suonato in consiglio comunale a San Donà di Piave, metà dei consiglieri leghisti lascia l'aula per polemica, la seduta è salva ma la tensione in maggioranza rimane. A San Donà di Piave resta alta la tensione fra Lega e PDL sull'inno di Mameli. Ieri sera il primo consiglio comunale che si è aperto sulle note di Fratelli d'Italia, ma metà del gruppo del Carroccio ha abbandonato l'aula. Vediamo. Le prossime sedute non ci esprimiamo ancora, dipenderà anche dal comportamento dei nostri alleati. Saranno spaccati tra di loro, non lo so. C'è chi crede all'inno e chi non crede, non lo so, non so le motivazioni, comunque il numero legale c'era. Ancora alleati ma denti sempre più stretti. La rottura non c'è stata, ma il gesto simbolico del Carroccio lo dice tutto sul clima nella maggioranza politica a San Donà di Piave. Ore 20 il Consiglio Comunale è aperto per la prima volta con l'inno di Mameli, secondo la mozione votata da PD e PDL e avversata dalla Lega Nord. Vigilia di tensioni, c'è il rischio che i leghisti lasciano l'aula durante le note di Fratelli d'Italia. Il PDL minaccia di far saltare la seduta, un consiglio importante dove si discute di TAV. Poi l'inizio e al momento dell'inno 3 dei 6 consiglieri leghisti lasciano l'aula. Noi vogliamo garantire il numero legale perché la TAV è una cosa molto importante, però non accettiamo imposizioni. Nulla contro l'inno, ma non si può strumentalizzarlo per questioni politiche, ribadisce la Lega, che ha deciso questo gesto. Il PDL è soddisfatto, il braccio di ferro dicono l'abbiamo vinto noi. Siamo alleati fedeli, però siamo diversi. Io ho sempre detto, io non sono un leghista, sono un alleato. L'ho sempre detto e lo dirò. Il prossimo consiglio, che vedrà presente anche il sindaco Francesca Zaccariotto, è un'incognita e che la diatriba sia lungi dall'essere conclusa, lo dice la provocazione lanciata stavolta dalla Lega. Spero che chi ha votato la mozione si presenti in piazza Indipendenza all'alzabandiera compatto come farà la Lega durante il prossimo alzabandiera in piazza Indipendenza. Non è che io tutte le domeniche che c'è l'alzabandiera devo essere presente, è un segno di libertà questo. Come loro sono stati liberi di entrare o no a ascoltare l'inno.